ne abbiamo piene le tasche. I veneti vogliono l'autonomia. 5 Stelle si rimbocchino le maniche e facciano in modo di mantenere la parola data ai cittadini, perché altrimenti vuol dire aver raccontato bugie ai cittadini. La brusca frenata sull'autonomia fa andare su tutte le furie il presidente del Veneto Luca Zaia, che pochi minuti dopo l'ennesima fumata nera parla di farsa scandalosa, di presa in giro, e avverte: finché ci sarò io l'autonomia non sarà morta, né tantomeno le istanze dei veneti. È una farsa e rischia di essere una grande presa in giro, e quindi il mio invito è che si faccia veloci, e queste cose noi non le possiamo accettare. E si finisca di dire, sento delle dichiarazioni che veramente fanno rabbrividire, che l'autonomia del Veneto porterà a un paese di Serie A e di Serie B, ma esiste già l'Italia di Serie A e di Serie B, non è colpa dell'autonomia. L'autonomia evita che questi paesi, soprattutto che molte comunità del sud, vadano in malora, questa è la verità. Perché autonomia vuol dire responsabilità, autonomia vuol dire non sprecare più 30 miliardi di euro all'anno. Non facendo l'autonomia si consegna il sud al medioevo e il nord all'agonia totale, e quindi alla sua morte. Non ci sta Zaia a restare a guardare mentre si fa dell'autonomia, dice, un cadavere eccellente. La forza dei 2.328.000 veneti che hanno votato al referendum e dei cittadini di tutte le altre regioni che la vogliono è un fiume in piena inesorabile. E lo è anche lui, che manda un messaggio forte e chiaro agli alleati di governo. Invito i 5 Stelle invece finalmente a presentare il loro progetto di autonomia, almeno capiremo cosa intendono loro per l'autonomia, perché è passato più di un anno da quando si sono insediati al governo e ancora oggi io non ho ben capito qual è la loro idea di autonomia. Sui social il governatore incassa l'appoggio dei militanti. Quanto alla durata di questo governo in caso l'autonomia non passa, Zaia conclude: se noi non facevamo il reddito di cittadinanza, il governo non ci sarebbe più. L'autonomia è nel contratto di governo, l'autonomia è un impegno che i cittadini deve essere fatta, se no non ha senso che esista un governo, no? Se un governo non rispetta i patti con i cittadini vuol dire che non ha senso che esista.